Finalmente fuori i delinquenti ai centri sociali. Dopo anni di occupazione sgomberato il centro sociale Leoncavallo. Covo di delinquenti e ritrovo di illegalità e abusivismo da decenni. I compagni devono lasciare lo spazio occupato dove fanno affari illeciti da anni nel silenzio complice della sinistra. Nonostante gli appelli e la solidarietà vergognosa di larga parte della sinistra, finalmente la legalità è stata ripristinata. Pensate che nei giorni scorsi avevano persino organizzato una colletta proletaria perché devono trovare 3 milioni di euro, cifra che il Ministero dell'Interno ha chiesto a loro dopo anni di occupazione. Ora dobbiamo dire con forza no a regali per il centro sociale, no a bandi di favore al Comune di Milano, possibilità di cui si parla purtroppo da mesi. Serve attenzione massima anche per possibili immediate occupazioni altrove. Ricordo tra l'altro le vergognose dichiarazioni passate del sindaco Sala, che aveva definito proprio il centro sociale Leoncavallo un valore storico per Milano. Ora la sinistra ci eviti gli attestati di stima verso gli antagonisti come quello di Ilaria Salis, che ovviamente è intervenuta e ha parlato di nessun rispetto per 50 anni di storia dei movimenti contro cultura, aggregazione giovanile. È ridicola, i centri sociali vanno solo chiusi.